Eccoci con mister Palla, un 1-1 che tutto sommato sugli spalti i tifosi l'hanno accettato, un primo tempo equilibrato però con più palle gol se c'era da contare per il Portogruaro, infatti è andato in vantaggio proprio allo scadere. Secondo tempo il caso di dire tutto di marca trevigiana, però avete rischiato di subire il 2-1. Lei che lettura dà a questa partita? Do la lettura che abbiamo incontrato un buon Portogruaro solido, do la lettura che in questo momento noi abbiamo fuori alcuni ragazzi tra infortuni e squalifiche. Non è tanto il punto oggi che manca perché va accettato contro un buon Portogruaro, ma le partite che abbiamo sbagliato in casa con Villorba, i primi 20 minuti colpiti al centro. Sì. Dopo di palle gol non ne ha avute secondo me né tante Portogruaro né tante noi. E noi abbiamo avuto il merito dopo l'1-0, dopo l'1 pari, di non accontentarci, e anche se in modo non molto lucido abbiamo spinto fino alla fine. Sì, è sembrato nella ripresa un Treviso diverso, più determinato che non nel primo tempo, con buon possesso palla e anche fisicità, cosa che forse nel primo tempo è mancata? Sì, primo quarto d'ora non siamo partiti bene, noi stiamo vivendo un momento di difficoltà visto i risultati e di pressione dalla piazza, che ha ragione perché dobbiamo essere competitivi per vincere e per cercare di vincere fino alla fine. I ragazzi sono un po' così, magari giù di morale per alcune cose, anche se si stanno impegnando tantissimo, c'è un po' di paura, però a questo punto è importante da quel punto di vista lì. E devo fare anche i complimenti al Portogruaro che non conoscevo, perché è una squadra compatta e arriverà fino alla fine. Allora, per chiudere, in prospettiva siamo alle prime battute, insomma la classifica è ancora corta e voi, se avevate ambizioni del primo posto, insomma le avete ancora tutte intatte. Noi dobbiamo crescere come squadra, a noi interessa essere al primo posto se riusciamo, perché ci sono dentro le squadre alla fine del campionato. Grazie mister.